Sì? Ok, buonasera a tutti. Buonasera. Ogni sabato miglioriamo. Mi piace vedere progressi sabato dopo sabato. Molti di noi, qua presenti e non, pensano che la vita di un cristiano, la vita spirituale, ci sia soltanto 1, massimo 2 giorni alla settimana. Quando invece molti altri di noi sanno che non è così. Perciò è sempre un piacere rivedervi qua nei sabati, sempre un piacere vedervi nei gruppi presenti, chi ha problemi, chi chiede preghiera, chi risponde con preghiera, chi ringrazia, chi chiede magari perdono a un fratello che ha sbagliato qualcosa. È sempre bello vedere lo Spirito del Signore in mezzo a noi. E dato che questo è un incontro dei giovani, vi vorrei leggere questo versetto da questo libro che vi consiglio caldamente di leggere, Ecclesiaste, un libro che sprizza gioia da tutti i pori, un libro che vi darà un sorriso incredibile alla fine quando smetterete di leggerlo. Che nel capitolo 12 inizia così: rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore e seguendo gli sguardi dei tuoi occhi. Che bello! Vai, vivi la tua adolescenza, vivi la tua gioventù, divertiti, fai amicizie, corri, gioca, divertiti. Il versetto non è finito. E infatti finisce con: ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Perciò bella la nostra gioventù, bello avere forza nelle gambe per stare in piedi durante i momenti di lode, che nel frattempo vi invito tutti ad alzarvi. Bello essere qui, saltare, cantare, ballare, ma ricordiamoci sempre di un Dio sopra di noi, ok? Ricordiamoci sempre perché siamo qui e che cosa potremo dire dopo. Quando arriveremo davanti alla presenza di Dio, cosa gli potremmo dire? Mi sono divertito, ho gioito, ho lodato il tuo nome e sono qui solo perché ho creduto in te. Bello da dire, no? Cantiamo insieme, lodiamo. Buonasera. Hai salutato già la persona al tuo fianco? Saluta la persona vicino a te. Buonasera, come va? Che Dio ti benedica. Se per caso non conosci ancora la persona vicino a te, chiedi anche il nome di questa persona. Può anche uscire del tuo posto e parlare con 2 o 3, per favore, ragazzi. Andiamo. Parla con gli altri, saluta, say hello. Ottimo. Stiamo nella casa del Signore. E così è una gioia lodare e adorare al nostro Re insieme. E così che faremo adesso, amen? Cantiamo insieme al Re. Battiamo le mani. Cantiamo insieme. Cantiamo insieme al Re. Ci inchiniamo e adoriamo Gesù. Siamo forti soltanto a Lui, eccelso, maestoso Egli è. Insieme cantiamo, insieme cantiamo. Santo è il Signore, Santo è il Signore, Lui regna su tutto. Santo è il Signore, Santo è il Signore, Lui regna, dall'inizio. Cantiamo insieme al Re. cantiamo insieme al Re. Ci inchiniamo e adoriamo Gesù. Siamo forti soltanto in Lui, eccelso, maestoso Egli è. Insieme cantiamo, insieme cantiamo. Santo è il Signore, Lui regna su tutta la terra. Santo è il Signore, l'Onnipotente. Lui Santo è il Signore, l'Onnipotente. Lui regna su tutta
Voglio sentire la Chiesa. Santo, 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 Santo è il Signore. Lui regna su tutta la terra. Santo è il Signore, l'Onnipotente. Lui regna su tutta la terra. Santo è il Signore, l'Onnipotente. Lui regna su tutta, lui regna su tutta, l'ultima volta, lui regna su tutta la terra. Facciamo un applauso a Gesù. Amen. La tua Chiesa canta. E faremo adesso un momento di lode al Signore con forza, ringraziando a Gesù che è il nostro Re, Re dei Re, Signore dei Signori. Amen. La stella del mattino, al Re dei Re, Signore. la lode va a Lui, La lode va a Lui, colui che morì, colui che morì, ma sulla morte trionfò. la lode va a Lui. Cantiamo Chiesa, Gesù, Gesù, tu sei il Re, regna nei nostri cuori. Tu hai il regno ed il potere per sempre. Amen. la tua Chiesa, La tua Chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare un sol popolo a proclamare, cantando più forte, tu sei il Re, tu sei il Re, tu sei Signore Re, tu sei il Re. dall'inizio la stella del mattino, al Re, al Re dei Re, Signore. La lode va a Lui, alleluia, colui che morì, ma sulla morte trionfò. la lode, va a Lui. cantiamo Gesù, Gesù, tu sei il Re, regna nei nostri cuori. Tu hai il regno ed il potere per sempre. Amen. La tua Chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare un sol popolo a proclamare, cantando la tua più Chiesa, forte, più forte. La tua Chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. Re, tu sei il Re, tu sei il Re, tu sei il Re. andiamo di nuovo, Re, Tu sei il Re, tu sei il Re. amen, alleluia, gloria al Signore. Questo canto che faremo adesso abbiamo cantato tante volte nell'ultimo campeggio e non è impossibile cantare senza ricordare quello che il Signore ha fatto nell'ultimo campeggio. E questo canto per me è una preghiera, perché cantare e chiedere
al Signore di diventare il re del mio cuore e della mia vita. Sembra una preghiera facile, però non è così semplice dire a Gesù: sia re del mio cuore. Quando io canto questo testo, sto dicendo al Signore che io consegno, io do tutto a Lui. Volete dare la vostra vita al Signore? Volete dare il vostro cuore a Gesù? Sì o no? Amen? Sì o no, Chiesa? Amen. Vi invito a cantare insieme a noi questa canzone. Tu sei la nostra forza, nostro canto, l'ombra che mi coprirà, la vera libertà. Tu sei il canto mio, tu sei la mia vera adorazione. Una cosa dobbiamo imparare ogni sabato: non solo venire, non solo ascoltare, ma io devo anche alzare la mia voce e la mia mano e consegnare a Gesù la mia lode. Dovete cantare, non è perché io vi chiedo di cantare, dovete cantare perché il Signore vuole sentire la nostra vera adorazione. È così che anche la parola del Signore ci insegna. Lui sta cercando i veri adoratori. Amen. Cantiamo insieme: sia il re del mio cuore, Signore, sia re Gesù della mia vita. Alleluia. Sia il re del mio cuore, la roccia che percorrerò, la fonte in cui berrò, lui è il canto. Sia il re, sia il re del mio cuore, l'ombra che mi coprirà, la vera libertà, lui è il cantiamo: canto. se tu sei, Se tu sei buono, se tu sei buono, sia il re, sia il re del mio cuore, il vento che mi guiderà, la mia ancora sarà, lui è il canto. sia il re del mio cuore, sia il re. Vivere per Dio, lui è il canto mio. Se tu sei buono, se tu sei buono, se tu sei buono, se tu sei Cantiamo insieme dichiarando: non mi deluderai. Non mi deluderai, tu non mi deluderai. Non mi deluderai. Non mi deluderai. Tu non mi deluderai. Non mi deluderai, Signore. Non mi deluderai. Se tu sei buono, se tu sei buono, se tu sei buono, se tu sei buono. Alleluia. Io penso che possiamo pregare. Amen. Chiudi i tuoi occhi adesso. E se per caso tu hai bisogno di consegnare al Signore qualcosa, dare al Signore una parte della tua vita, è un momento di parlare con Dio e dire: Signore, tu sei il re della mia vita.
che il Signore possa insegnare a cosa fare, dove andare, cosa dire. Parla col Signore in questo momento, parla con Gesù. Dobbiamo cantare, dobbiamo adorare, dobbiamo studiare la parola del Signore e dobbiamo anche imparare a pregare e parlare con Lui. Così pregando inizio a creare un rapporto col Signore e riconoscere la voce dello Spirito. Non so quale sarebbe il tuo desiderio, ma il mio desiderio è sentire la presenza e anche la voce dello Spirito Santo. Com'è bello poter ascoltare il Signore parlando direttamente nel nostro cuore. E per iniziare a vivere e sviluppare questa vita, io devo pregare, parlare col Signore. Parla con Dio adesso, parla con Gesù. Noi faremo adesso un canto nuovo. Abbiamo fatto settimana scorsa con la Chiesa nel culto di domenica e è la prima volta che faremo insieme a voi. E è un canto molto bello. L'unica cosa che non possiamo dimenticare è che la presenza del Signore è tutto ciò che abbiamo bisogno. La presenza dello Spirito. E questo canto dice: la tua presenza è il cielo per me. E mentre cantiamo possiamo sentire la presenza dello Spirito Santo che è già in mezzo a noi. Amen. Cantiamo. Sulla terra chi è come te, infinito, degno, amabile. Niente al mondo mi soddisferà, la tua sorgente non si esaurirà. La tua presenza, la tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è il cielo per me. Cantiamo insieme: tesoro del mio cuore, tesoro del mio cuore, anima, clemente nella mia fragilità, redentore, redentore dei miei passi fino a qui, custode del futuro che verrà. La tua presenza, la tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è il cielo e cantiamo per me. E cantiamo oh Gesù, oh Gesù. La tua presenza è il cielo per me. Oh Gesù, oh Gesù. La tua presenza è il cielo per me. L'ultimo ritocco aspetterò, in quel momento ti contemplerò. niente al mondo, Niente al mondo mi soddisferà. la tua sorgente non si esaurirà. la tua sorgente che non, Sei la sorgente che non si esaurirà. La tua presenza
aspetterò. Cantiamo insieme. In quel momento lì contemplerò. Niente Niente al mondo mi soddisferà. la tua sorgente non si esaurirà. sei la sorgente, Sei la sorgente che non si esaurirà. La tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è il cielo per me. la tua presenza, La tua presenza è il cielo per me. la tua presenza è il cielo per me. Grazie Signore, ti ringraziamo per la tua presenza, Dio. Ti ringraziamo Signore perché la tua presenza è tutto per me, per noi, per ogni vita. La tua presenza Signore è quello che ci dà pace. Grazie Signore per il tuo amore. Grazie Signore perché sappiamo Gesù che quando abbiamo bisogno, quando abbiamo una difficoltà, possiamo subito parlare con te, aprire il nostro cuore e consegnare a te le nostre difficoltà, Signore. Grazie per questo grande amore. Grazie, Signore, per la tua presenza che possiamo in ogni giorno della nostra vita, Signore, ogni mattina, Signore, sentire la tua presenza camminando insieme a noi, camminando Signore, parlando Signore. Grazie Gesù. Adesso Signore io ti chiedo di continuare a ministrare e a parlare con la tua Chiesa, Gesù. In questo momento io apro il mio cuore e sono sicuro che questa è anche la preghiera di ciascuno di noi, Signore. Apriamo il nostro cuore per continuare a ascoltare la tua voce, Dio. Grazie per la tua presenza. Grazie Gesù. Grazie Signore. Amen. 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 Potete accomodarvi. Ok, buonasera a tutti. Scegliere il partner per la vita. Questo non è una domanda, è una domandona, ma quale sarà il partner per la mia vita? Quando ero ragazzo io, ai tempi di Abramo, Isacco e Giacobbe, insomma io non scherzavo con le ragazze, ok? Mi ero convertito da poco e una preghiera che io ho fatto subito al Signore, ho detto: Signore, io voglio una compagna per la mia vita che ti ami, che sia consacrata a te. Piuttosto io non voglio assolutamente cominciare un rapporto. E la cosa interessante che è successa nel mio gruppo di studio, dove io ho cominciato a conoscere la parola di Dio, c'erano due ragazze che io cercavo di amministrare un pochino a una, un pochino all'altra, no? Per vedere qual era quella giusta. E una delle due sembrava veramente che fosse una pastora, no? Lei aveva studiato la Bibbia in 10 giorni, 15 giorni, aveva imparato la Bibbia quasi a memoria, no? Ho detto: Signore, questa qua è la donna giusta per me, ok? E abbiamo cominciato a frequentarci, a uscire.
E dopo una settimana, però 10 giorni circa, mi sono accorto che tutto questo lei lo faceva per interesse, ma non per interesse per Dio, ma interesse per me. E non aveva per niente gli stessi miei obiettivi. Volevo fare una famiglia, lei no. Volevo avere figli, lei no. E io volevo frequentare la chiesa tutte le domeniche perché per me era importante andare ad adorare il Signore, lei no. Quindi ho detto, Signore, questa no, ok? Però è una cosa che, anche se ero un po' farfallino quando ero ragazzino, una cosa che io ritenevo giusto è che quando cominciava un rapporto di portarlo fino in fondo. Però Dio mi ha detto, guarda che non è questa, ok? Non è la persona giusta. E mi ricordo mentre andavo in là a trovarla quella sera, che gli avrei detto che non avremmo più proseguito il nostro rapporto, sempre pregando, no? Mi veniva in mente l'altra ragazza, una ragazza che sembrava una ragazza semplice, umile, che poi ho conosciuto più a fondo, che poi ho sposato, ed è 29 anni che siamo sposati. E veramente quella è la compagna di vita che io risposerei veramente per sempre, no? Perché è la donna che Dio ha preparato per me. Ma è interessante che quando noi cerchiamo la persona giusta, forse noi cerchiamo in modo sbagliato, no? E c'è questo mito della anima gemella. Pastore, dov'è la mia anima gemella? C'è una brutta notizia per te, non c'è. Non esiste l'anima gemella, è un mito di Platone del V secolo a.C. che lui diceva che Zeus ha tagliato a metà gli esseri umani che un tempo avevano 4 braccia, 4 orecchie, 2 bocche, un viso solo con una testa solo con 2 visi, e per invidia lui li ha separati a metà, e da allora le 2 metà si cercano costantemente per trovare l'anima gemella, ok? Però è un mito di Platone, un mito filosofico. L'anima gemella non esiste. Ma la cosa interessante che noi dobbiamo vedere oggi, studiare oggi, è come io posso veramente riconoscere non la mia anima gemella, ma la persona che camminerà con me per tutta la vita. Ed è una scelta che può diventare o un piccolo paradiso o un piccolo inferno, dipendendo da quali principi io tengo ben presenti. Il primo principio che voglio studiare con voi è il principio del curriculum vitae. Sapete che cos'è un curriculum vitae, no? Ossia, è il curriculum che tu presenti quando ti presenti un posto di lavoro, no? Allora, c'è un uomo che ha parlato nell'antichità di curriculum vitae, ossia un uomo che si chiamava Salomone, il re più famoso della storia di Israele. E chi più di lui ha conosciuto curriculum di tutte le pavone del mondo? Ossia, lui ha sposato tra concubine e mogli, ha avuto 1000 donne. E tutte le donne che lui conosceva ovviamente si presentavano al re con un certo curriculum, no? E alla fine della sua vita lui purtroppo è caduto in una trappola, che è la trappola dell'idolatria. Perché? Perché quei curriculum che gli hanno presentato erano curriculum finti. Ossia, nei curriculum noi mettiamo le nostre esperienze, la nostra simpatia, la nostra forza. I maschi, specialmente i pavoni, che cercano la pavona, ok? Cercano di trasmettere un curriculum vitae sempre molto pieno. E io sono tutto questo, perciò assolutamente tu mi devi pavoneggiare, no? Ma tante volte questi curriculum sono finti. Perché? Perché nei curriculum noi facciamo vedere sempre la parte migliore di noi stessi e mai la parte quella peggiore. Guarda che cosa dice il re Salomone dei curriculum che gli hanno presentato. E dice così: io mi sono applicato in cuor mio a riflettere, a investigare, a cercare la saggezza, il perché delle cose, e a riconoscere che l'empietà è una follia e la stoltezza una pazzia. E ho trovato una cosa più amara della morte, la donna tutta tranelli, il cui cuore non è altro che reti e le cui mani sono catene. Chi è gradito a Dio le sfugge, ma il peccatore rimane preso da lei. Ossia, Salomone purtroppo
che ha stilato questo curriculum a un certo punto è caduto nella stessa trappola che lui diceva che era veramente una trappola. Allora, come noi siamo? Perché sapete una cosa interessante, che noi non è che possiamo presentare un curriculum finto, ok? Dobbiamo presentare un curriculum vero di quello che noi siamo, perché le persone possano non solo apprezzarci, ma capire che noi siamo la persona giusta per quella persona che noi sceglieremo per tutta la vita. La cosa importante che noi dobbiamo capire è che la domanda giusta è: dov'è la persona giusta per me? Si deve trasformare in: io sono la persona giusta per qualcuno, ho le caratteristiche veramente per sposarmi, per mettere su famiglia, per avere figli e per guidare la mia casa. Allora, la prima cosa che noi dobbiamo capire, se noi siamo una persona giusta per qualcuno, è che noi dobbiamo capire che noi siamo amministratori di ciò che non ci appartiene. Quando io mi sposo, mia moglie non appartiene a me. Quando tu ti sposerai, tuo marito, tua moglie non apparterranno a te, appartengono al Signore, e semplicemente noi diverremo degli amministratori di quello che non ci appartiene. Dice così la parola di Dio in 1 Corinzi capitolo 6, versetto 19, e poi capitolo 7, versetto 4. Che cosa ti appartiene nel matrimonio? Praticamente niente. La parola di Dio dice: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, che abita in voi, che avete ricevuto da Dio, quindi non appartenete a voi stessi. Tu puoi usare il tuo corpo come tu vuoi? Assolutamente no. Il Signore dice: prima di tutto tu sei mio. E l'altra cosa interessante, quando tu ti sposi, guarda che cosa dice la parola di Dio. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Ossia, a te non appartiene assolutamente niente. Ti ricordi la parabola dei 5, dei 2 e dei 1 talento? Quando il Signore dà questi talenti per amministrare quello che il Signore ci ha dato in proprietà temporanea. Ossia, quello che ti voglio dire questa sera è che tu sei in affitto nel tuo corpo, ok? Non appartiene a te. E quindi il Signore un giorno ti chiederà la caparra, ti richiederà quello che ti ha dato e ti dirà: ok, che cosa hai fatto con quello che io ti ho dato? Come hai amministrato il matrimonio? Come hai gestito il rapporto con tua moglie? Come hai gestito il rapporto con tuo marito? Come hai gestito la famiglia che io ti ho regalato per viverci come un amministratore? Io non so come noi arriveremo là. Io ho fatto tanti errori sia come padre che come marito, no? Ma io so che ho una responsabilità davanti a Dio. Un giorno dovrò aprire le mie mani e dire: Signore, questo è quello che io ho fatto, quello che io ho amministrato. E la mia speranza, come la tua speranza dovrebbe essere: io ho investito e quello che ho guadagnato te lo porto ai tuoi piedi. Il mio compito come uomo di Dio, ma come marito, è quello di investire e di far fruttare quello che io ho a disposizione. Ma non appartiene a me, appartiene al Signore. Quindi la prima cosa che ti voglio condividere con te è che noi, quando ci sposeremo, quando voi vi sposerete, il matrimonio e la persona che sarà a fianco a voi non appartiene a voi, ma appartiene al Signore. Quindi sta attento a come la tratti, sta attento a come la amministri. La seconda cosa che voglio condividere con te è che noi dobbiamo fondare le nostre scelte sull'etica e non sulla estetica. Sull'etica e non sulla estetica. Guarda cosa dice la parola di Dio. Ti ricordi di chi era Sansone? Sansone era uno dei grandi giudici di Israele e sempre quest'uomo ha fatto delle scelte perché mi piace. Faccio così perché mi piace. Quella è una bella donna, quello è un bell'uomo, io lo voglio e quindi lo voglio, ok? Perché è bello. Allora guarda che cosa è successo a Sansone, scusate. Sansone scese a Timna e vide là una donna tra le figlie dei Filistei e tornato a casa ne parlò a suo padre, a sua madre e disse: ho visto a Timna una donna tra le figlie dei Filistei, prendetemela dunque per moglie.
Suo padre e sua madre gli dissero: non c'è tra le figlie dei tuoi fratelli in tutto il nostro popolo una donna per te? Devi andare a prenderti una moglie tra i filistei incirconcisi? Sansone rispose a suo padre: prendimi quella perché mi piace. Ah Signore, io voglio quel formaggino dal frigo, ma quel formaggino lì è scaduto, ti fa venire mal di pancia, ma io lo voglio e io lo voglio mangiare. Ok, mangia pure il formaggino, ma poi ti viene il mal di pancia. Sai perché i genitori di Sansone gli hanno detto: ma proprio quella dovevi andare a cercare? Perché loro sapevano che i filistei erano un popolo idolatra e avrebbero trascinato il loro figlio nell'idolatria. Sapete qual è stata la pessima, tristissima fine di Sansone? Sansone è finito in una prigione, cieco, accecato dai filistei, che sembrava il popolo che lo doveva accogliere, no? Come l'eroe nazionale, accecato e girando intorno, girando una macina. Carissimi, posso darvi un consiglio da amico? Non sposate una persona che non abbia i vostri stessi identici principi. Perché se fate così voi finirete ciechi spiritualmente, girando intorno ai problemi sempre per tutta la vita, e i problemi vi porteranno fino alla morte delle difficoltà e della tristezza che voi non immaginate neanche. Pastore, ma nella Chiesa non ci sono persone che fanno per me, perciò me le vado a trovare fuori. E il Signore dice: ma tu sai che io sono Dio e tu sai che io ti posso portare sotto il naso la persona che fa per te. Ovviamente noi non possiamo metterci sotto un albero di ciliegie sperando che la ciliegia ci caschi in bocca, ma almeno sotto l'albero di ciliegie io ci devo andare e devo prendermi la mia ciliegia, poi arriveremo anche lì. Ma io non devo mai ragionare soltanto per estetica, ma devo sapere che cosa la persona che sarà a fianco a me per tutta la vita crede. Se crede nelle mie stesse cose, se nei miei stessi principi, allora quella può essere la persona per me. Ma ci sono delle persone che a volte all'inizio non ci colpiscono l'occhio, ma poi ci colpiscono il cuore, perché camminano come noi camminiamo, nella nostra stessa direzione, con i nostri stessi principi, con le nostre stesse idee. Quindi non fondare le tue scelte sulla estetica, ma sulla etica, ossia quello che c'è dentro la persona. La terza cosa che voglio condividere con te è: rispetta i tempi di Dio. C'è un tempo per ogni cosa. Un tempo per ogni cosa. Voglio leggerti questo testo, che è la storia disgraziata di una donna che non ha saputo aspettare i tempi di Dio. Ti ricordi di Sara, moglie di Abramo? Dice così: or Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Aveva una serva egiziana di nome Agar. Sarai disse ad Abramo: ecco, il Signore mi ha fatta sterile, ti prego, va dalla mia serva, forse avrò figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Ossia, Sarai che cosa ha fatto? Ha preso, lo dirò chiaramente, l'utero in affitto della sua serva e gli ha detto a suo marito: vai là perché il Signore ci ha promesso 25 anni fa che io avrei avuto un figlio, ma il Signore non me l'ha ancora dato, quindi vai da lei e forse potremo avere un figlio da lei. E la cosa interessante è che Abramo ha avuto un figlio da lei, che è il capostipite del popolo arabo, che ad oggi ancora combatte contro la discendenza secondo la promessa di Abramo. Ossia, non rispettando i tempi di Dio, noi possiamo fare dei grossissimi danni. Aspetta che Dio maturi le situazioni intorno a te e ti porti nella fronte della persona che ti sposerà e che ti farà felice per tutta la vita. Ok? Hai capito la parola di Dio? Sì? Sarà che riusciamo a aspettare. Perché Abramo e Sara, Abramo e Sara, 25 anni aspettando questo bambino che non arrivava,
sono andati alla PEC Perego, sono andati a prendere il passeggino, hanno pitturato la tenda di rosa o di azzurro, hanno comprato tutte e due le copertine rosa e azzurra perché non sapevano se era maschio o se era femmina, e aspettano, passano 5, passano 10, passano 20, passano 25. Adesso Dio si è dimenticato di noi, perciò io faccio la mia parte, mi prendo quello che mi spetta e non aspetto i tempi di Dio. E lì sono successi i disastri. Dio ha una persona preparata per te, ma aspetta la maturazione del tempo di Dio, perché quello è il tempo perfetto. Amen. Facciamo un patto questa sera. Facciamo un patto di aspettare il tempo giusto. Sì? Ok. Punto 4. Pastore, questo qua. Hai mai sentito quella frase? Io sono fatto così. Questo sono io. Ok? Se tu porti questo principio nel matrimonio, ti dico che finisce presto, ma presto proprio. Ossia, il Signore ci insegna, tu sai che per essere sposati bisogna essere dei matematici. Tu sai questa regola della matematica? Tu pensi che quando ti sposi i problemi terminano. Ma tu devi sapere che matematicamente, quando tu ti sposi, i problemi si moltiplicano per? E quando arrivano i figli, se sono 2, si moltiplicano per? Hai capito perché la matematica è importante nel matrimonio? I problemi cominciano a moltiplicarsi perché tua moglie pensa in un modo, tu pensi in un altro modo, tu vuoi fare in un modo, lei vuole fare in un altro modo. Ma la cosa interessante è che se tu sei un figlio di Dio e lei è una figlia di Dio, la cosa viene risolta quando noi cominciamo a mettere le nostre ginocchia per terra, la visione di Dio comincia a formare i nostri pensieri, i nostri obiettivi, le nostre direttive, e noi cominciamo ad andare avanti camminando insieme al Signore, perché la parola di Dio dice che una corda a 3 capi difficilmente si spezza. Se Dio cammina assieme a te e tu cammini alla sua destra e lei cammina alla sua sinistra, noi possiamo andare avanti fino all'infinito, perché la famiglia, in italiano questa parola è fantastica. La famiglia fa miglia. Hai capito il senso? La famiglia fa miglia, fa chilometri. Perché? Perché Dio è in mezzo e perché io devo fare dei cambiamenti nella mia vita, nel mio modo di pensare, nel mio modo di essere, nel mio modo di agire. E il Signore ci insegna così. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché sono mansueto e umile. Sai che cosa significa la parola mansueto? Capacità o elasticità nel farsi guidare da Dio. Ossia, prevede un cambiamento, e a volte dei cambiamenti radicali nella nostra vita. E va avanti così. E voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Sai che cosa si impara lungo gli anni quando ti sposi? Si impara che la tua pace vale più della tua ragione. La tua pace vale più della tua ragione. Impari a non litigare e andare a fare un giro nel parco e a pregare piuttosto di litigare, perché tu sai che poi la tensione cala, cominci a dialogare e la cosa comincia a indirizzarsi nel senso giusto. Ma noi dobbiamo imparare a fare dei cambiamenti nella nostra vita. Punto numero 5. Il coraggio deve vincere sulla paura. Quello che mi preoccupa oggi, sapete che cos'è? È che le donne sono più coraggiose degli uomini. Le donne si propongono agli uomini. Ascolta, vogliamo uscire questa sera? E l'uomo rimane lì imbambolato. Uomini, per favore, siate coraggiosi, perché vi portano via sotto il naso il vostro... Qua abbiamo un pollaio qua davanti, gente.
gallo, galline, sono tutte qua riunite qua davanti, è una roba impressionante. Vittoria, per favore. Uomini, quando c'è una ragazza che vi piace, una cosa meravigliosa è la chiarezza. Ossia, ciao, vorrei uscire con te questa sera per conoscerti meglio, perché il mio obiettivo è avere una famiglia e vorrei capire se tu sei la persona giusta. Uomini, siete capaci di fare un discorso così? Sì o no? Gente, ma cristianamente parlando, ascoltatemi bene quello che vi sto dicendo, cristianamente parlando, la chiarezza è peccato? È peccato? Non è peccato, ma bisogna avere coraggio per essere uomini in questo senso, no? E se lei mi dice di no, cosa faccio io? Se lei ti dice di no, ce n'è un'altra. Gente, ma sveglia! È questo il senso della vita, no? Ma dobbiamo avere coraggio di tirare fuori, sai, quello che noi siamo. Dio ci ha creati per la sua gloria. Tu sai che la parola di Dio dice, non è, allora sta attento che voglio che tu intendi bene quello che sto dicendo adesso, ok? Non è una questione di valore inferiore o di valore superiore, ma la parola di Dio dice che l'uomo è la gloria di Dio, questo è biblico, e la donna è la gloria dell'uomo. È così che dice la parola di Dio. Se l'uomo è la gloria di Dio, dobbiamo essere coraggiosi. Noi dobbiamo riprodurre l'immagine di un uomo coraggioso che va avanti alla famiglia, che prende le decisioni in armonia con la volontà di Dio. Non si tratta di essere despoti, si tratta di essere uomini di Dio formati come carattere di Cristo. E il Signore dice, lascia da parte la paura, perché la paura uccide la mente e non ti permette di essere uomo secondo la volontà di Dio. Punto numero 6. Pigrizia. La pigrizia deve essere vinta dalla preparazione. Allora, voglio farti una domanda qua. Alzi la mano, ascoltatemi bene. Chi ad oggi ha letto almeno, a parte Rubens, a parte gli sposati, ok? Di voi ha letto un libro per prepararsi al matrimonio? Una persona, 2, 3, 4. 4 persone. Quanti siamo in questa sala? Una cinquantina. Neanche il 10% si sta preparando a cos'è una famiglia. Io mi ricordo, prima di sposarmi, io e mia moglie abbiamo fatto un fidanzamento di 10 mesi, ok? 10 mesi, neanche un anno. Perché quando ho saputo che lei era la donna per me, ho detto, che cosa vado cercando? Ma in quei 10 mesi vi posso assicurare, io penso di aver letto almeno 7-8 libri sulla preparazione al matrimonio. In più abbiamo fatto almeno un paio di conferenze che parlavano di come prepararsi al matrimonio. Perché io sapevo che la pioggia arrivava ed era una pioggia di benedizione. Ma tu sai la storia dei 2 contadini, vero? Che per un periodo c'è la siccità, ma un profeta di Dio va da questi 2 uomini e dice guarda che la pioggia arriva. E uno dei 2 contadini dice sì, ma la pioggia arriva, è tanto tempo che ce lo dicono, la pioggia arriva, ma non arriva, quindi me ne starò a casa anche oggi. E il contadino invece che crede al profeta dice no, se il profeta dice che la pioggia arriva, io mi vado a preparare la terra perché quando arriverà la pioggia io sono pronto e allora sì che raccoglierò quello che io seminerò. Quale dei 2 uomini sei tu? Sei quello che sta preparando la terra o sei quello che aspetta che la pioggia gli arrivi in casa? Il Signore dice così in questo libro di Proverbi, capitolo 29, da 30 a 34. Passai presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di senno, ed ecco le spine
vi crescevano dappertutto. I rovi ne coprivano il suolo e il muro di cinta era in rovina. Considerai la cosa e mi posi a riflettere e da quel che vidi trasse una lezione. Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare e la tua povertà verrà come un ladro e la tua miseria come un uomo armato. Sarà che tu sei una persona che si prepara alla pioggia che Dio manderà nella tua vita. Ragazzi, preparatevi, perché il Signore ti manderà la persona, ma se tu non sai amministrare quello che Dio ti darà in gestione, sarà una cosa complicata. Il tuo matrimonio, invece di essere un piccolo paradiso, diventerà un piccolo inferno. Leggete la parola di Dio, leggete letteratura cristiana, è importantissimo perché il vostro carattere cristiano sia formato. E ultima cosa, punto numero 7, metti Dio nel tuo motore. Tu vuoi che il motore parta e vada e cammini e che arrivi al punto di trovare veramente la persona per te? Guarda che cosa dice la parola di Dio. Questo testo è il testo che è diventato il testo base, la nostra bandiera mia e di mia moglie, ok? Da quando ci siamo sposati, 29 anni fa. E dice così, Salmo 37 da 4-8. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce, il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Non adirarti per chi prospera, ossia non guardare là fuori, è perché le mie amiche hanno già il fidanzato e perché i miei amici hanno già il fidanzato. Lascia perdere, aspetta i tempi di Dio, confida in Lui ed Egli opererà. Per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti, cessa l'ira, lascia lo sdegno, non adirarti. Ciò spingerebbe anche te a fare del male, a trovare la persona sbagliata. E io non vorrei questo per te. Ti posso dire questo, io ho rischiato grosso, Dio ha avuto misericordia di me. Pastore, ma forse Dio avrà misericordia anche di me. Donne, trovate l'uomo che vi guiderà nelle cose di Dio per tutta la vita. Ok? Uomini, cercate donne che siano veramente sottomesse a Dio e a voi stessi, perché questo è quello che Dio vuole perché la famiglia possa camminare nel modo corretto. Ok? Tu vuoi il compagno giusto per la tua vita o la compagna giusta per la tua vita? È il sogno di tutti i veri cristiani, ma dobbiamo lavorarci sodo, ok? E dobbiamo fare in modo che il Signore possa avere la strada libera. C'è un testo che dice così: preparate la via per il Signore. Sei tu che devi preparare quella via. Io voglio pregare per te, ok? 7 principi per trovare il compagno, la compagna, il partner per tutta la tua vita. Adesso noi pregheremo. Se vuoi ho qua i fogli, puoi fare delle fotocopie, te li posso lasciare, non è un problema, ok? Ma studia la parola di Dio su questo tema perché è fondamentale. La tua vita può essere un piccolo paradiso o un piccolo inferno, dipende dal tuo cammino quotidiano col Signore. Preghiamo. Io voglio pregare in questo momento perché le future famiglie della Chiesa siano famiglie forti, famiglie dove gli uomini siano uomini con la U maiuscola e dove le donne siano donne con la D maiuscola. Certo è un lavoro, è un combattimento, è una conquista, ma la parola di Dio non mente e ascolta bene quello che ti dico adesso. Ripeto solo quel versetto che si trova nel Salmo 37, versetto 4, che dice: metti la tua gioia nel Signore
e Lui appagherà il desiderio del tuo cuore. Questo è quello che tu devi cercare ogni giorno. E io voglio pregare per te che il Signore ti porti nella faccia del tuo futuro partner. Forse è lì sotto il tuo naso e non neanche lo sai, ma che il Signore possa aprirti gli occhi e il cuore perché tu lo possa riconoscere. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio perché la tua parola, Signore, è meravigliosa. Ci dà degli insegnamenti profondi anche per le cose semplici della vita. E io ti chiedo, Signore, questa sera per questa generazione che sta camminando nella direzione di un futuro rapporto di matrimonio, una famiglia, Signore. Io sono sicuro che tanti cuori stasera stanno dicendo: io voglio il partner giusto per me. Signore, io ti chiedo di guidarli ad ogni passo, ma ti chiedo anche di dare a loro, Signore, la capacità, la voglia, la forza, la determinazione di prepararsi per quella benedizione. Perché essere preparati, Signore, farà una grande differenza. Nel momento giusto loro sapranno come amministrare il matrimonio, sapranno amministrare le vite che tu gli avrai dato in gestione. Io voglio pregare un po' più specificamente questa sera, ok? E io ti chiedo che se tu sei qua e stai dicendo: pastore, io sono stato toccato da questa parola di cui abbiamo condiviso questa sera, io voglio essere quella persona che si preparerà per trovare il partner per la mia vita. E se tu hai sentito che il Signore ti ha toccato, io ti chiedo di alzarti in piedi e voglio identificarti e pregare per te. Ok? Dio ti benedica là dietro. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Amen. Sei alla ricerca del partner secondo la volontà di Dio. Io voglio pregare per te, non vergognarti, perché il Signore non si è vergognato di te quando è andato sulla croce. Dio ti benedica. Amen. Signore nostro Dio, io ti ringrazio per questo passo di fede di questi ragazzi e di queste ragazze che stanno gridando nel loro cuore, stanno dicendo: io voglio, Signore, una persona secondo la tua volontà, ma voglio anche prepararmi per quell'evento, per quel giorno, Signore. Perché quando arriverà, Signore, io voglio essere il miglior marito, voglio essere la migliore moglie che esista sulla faccia della terra ed essere pronta a accettare le sfide di una famiglia, Signore, che oggi vive un'epoca terribile. La famiglia si sta disgregando, Signore, ma qua ci sono dei guerrieri che stanno dicendo: io voglio combattere il tuo combattimento, il buon combattimento della fede. Signore, benedicili potentemente, potentemente, e dagli quella determinazione, Signore, che li porterà fino alla fine. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Amen. Dopo aver ascoltato un messaggio della parte del Signore per noi, amen, possiamo continuare lodando e adorando a Gesù, consegnando quello che il Signore ci ha dato, le nostre offerte, le nostre decime. Prima dobbiamo dare la nostra vita, amen. Se per caso avete portato le vostre decime offerte, mentre cantiamo potete venire, amen. Amen. La tua presenza è il cielo per me.
Alziamoci in piedi per cantare, lodare. Potete venire e dare al Signore di cuore. Amen. Sulla terra chi è come te, infinito Dio amabile. Niente Al mondo mi soddisferà, la tua sorgente non si esaurirà, la tua presenza è nel cielo per me, la tua presenza tesoro del mio cuore e anima, clemente nella mia fragilità, redentore dei miei passi fino a qui, custode del futuro che verrà, la tua presenza cielo per me, la tua presenza è il cielo per me, e cantiamo oh Gesù, oh Gesù. La tua presenza è il cielo per me, oh Gesù, oh Gesù, la tua presenza è il cielo per me, l'ultimo ritocco aspetterò, in quel momento ti contemplerò. Niente al mondo mi soddisferà, la tua sorgente non si esaurirà, sei la sorgente che non si esaurirà, la tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è il cielo. Di nuovo, la tua presenza. Cantiamo insieme l'ultima volta. Cantiamo al Signore. La tua presenza è nel cielo per me. Alleluia. La tua presenza è il cielo per me. Signore, ti ringrazio per questo offerta, ti ringrazio per le vite che oggi ti hanno offerto il loro matrimonio, il loro futuro, Signore, e ti ringrazio tanto per tutti i cuori che si sono arresi a te questa sera, Padre. E ti chiedo di benedicili con la persona giusta, benedicili con tutto quello di cui hanno bisogno secondo la tua volontà, Padre. Che loro possano sentire il tuo amore nelle loro vite, che loro possano avere sempre nuove esperienze con te, Padre, che possano sentire il tuo spirito, che possano sentire la tua presenza, Signore, che tu possa essere con loro in ogni momento delle loro vite, Padre. Ti ringrazio per aver usato ognuno di noi della lode, il Pastor Sandro che ha predicato, Padre. Ti ringrazio per averci usato per parlare ai cuori sia nostri, ma anche di chi ci ha ascoltato, Signore, e ha partecipato insieme a noi, Padre, del tuo culto, di questo culto a te che noi offriamo a te, Padre.
Ti ringrazio per tutto quello che fai per noi, Signore. Nel nome di Gesù, amen. Amen. Potete accomodarvi. Invito Monique di venire e faccio io già un veloce avviso. Abbiamo fatto un invito perché stiamo pensando di organizzare un gruppo Lodi anche con i nostri adolescenti, ok? Però vi chiedo, se volete partecipare, di parlare, potete parlare con me, ok? Oppure con Vittoria, Pedro. È un invito importante, sappiamo che ci sono tanti che sanno suonare, cantare, e abbiamo già un gruppo Lode qua e abbiamo pensato che è un momento di iniziare un gruppo con i nostri adolescenti. Se volete fare parte, prossimo sabato faremo un incontro, sarebbe oggi, però 2 o 3 che volevano venire hanno informato che non potevano, avvisato che non potevano stare. Se volete partecipare, prossimo sabato, ok? Io conosco 2, 3, 4, 5 che sanno suonare, cantare. Altro sabato, no? È quarto sabato, non questo, altro sabato, quarto sabato alle 3. Potete parlare con me, Vittoria, oppure con Pedro, va bene? Pastore Monique. Me l'avevano spento, ok. Allora, vi ricordo i nostri soliti incontri. Noi abbiamo l'incontro di preghiera giovedì alle 21, ogni giovedì, sulla piattaforma Discord. A volte la facciamo anche su WhatsApp, ma prevalentemente su Discord. Se non sapete come utilizzare la piattaforma, potete chiedere a me, potete chiedere a in realtà qualsiasi giovane che trovate, vi saprà dare più informazioni, più indicazioni. E martedì questo ci sarà l'incontro di teologia a Conegliano, a San Vendebiano. Samuel, puoi alzare la mano se volete sapere, se siete di Conegliano, volete partecipare all'incontro di teologia, potete chiedere a Samuel. E sabato prossimo invece alle 19 tratteremo di rivalità fra fratelli, tema un po' piccantuccio. Quindi vi invito prossimo sabato alle 19, sempre lo stesso orario. E dato che vediamo qualche faccia nuova, vi ricordiamo come ci dividiamo in vari gruppi. Ora abbiamo fatto il nostro momento di condivisione della parola, grazie anche al Pastor Sandro. Ora ci riuniremo in diversi gruppi, divisi anche per età, nelle nostre stanze, e continueremo a parlare di quello che abbiamo studiato. Siamo divisi in preadolescenti che vanno dai 12 ai 14 anni, gli adolescenti dai 14 ai 18 e invece i giovani in realtà dai 18 in su. Ok. Vi ringrazio molto per essere venuti qui un'altra volta oppure la prima volta e nulla, al prossimo sabato, ciao!